Una buona sera, eccoci qui, lo avevamo pianificato e adesso finalmente ci siamo. Siamo nella Galleria Galliussi, la galleria d'arte del comune di Remanzacco, e siamo veramente sotto il municipio dove è stata allestita una mostra dedicata a un oggetto che tutti abbiamo avuto e abbiamo nelle nostre case, la radio. E che tipo di radio? Tutto nasce da una chiamata che Codermaz, Roberto Codermaz, segretario di un'associazione dei lavoratori anziani per la provincia di Udine e anche consigliere nazionale, mi ha segnalato. Buonasera. Buonasera, grazie a voi di essere intervenuti. Che cosa trovano i visitatori da queste parti? Allora, intenzione della nostra associazione ANLA è stata quella di mettere in connubio la storia con quello che anche la tecnologia ha creato nel periodo dagli anni 20 agli anni 60. Stiamo parlando di radiofonia. Radiofonia che nasce dalla telegrafia in prima analisi e sviluppata poi come fonia. Fonia effettivamente nasce già ai primi anni 10, però viene utilizzata esclusivamente ad uso militare. Ecco, senta, mi dica che cos'è in poche parole la vostra associazione. Allora, la nostra associazione è un'associazione nazionale che lega le associazioni seniores d'azienda, cioè ogni azienda ha il suo gruppo seniores, cioè anziani d'azienda che superano i 25 anni di attività e che vengono premiati dalle aziende. Queste associazioni hanno un loro scopo ludico piuttosto che culturale e noi come associazione nazionale cerchiamo di collaborare con queste singole associazioni in modo da mettere a fattor comune certe attività. Senta, cominciamo a mostrare qualche pezzo da museo, un pezzo che a lei è particolarmente caro, perché? Questa è una radio Zenith degli anni 30. Praticamente mia madre è nata e in sala da pranzo, si nasceva in casa, quella volta suonava questa radio con il nonno e i parenti disperati perché la nonna stava soffrendo. E quindi una radio storica è stata ricevuta dai miei nonni in regalo per le loro nozze nel 32, è una radio del 31, e arriva dall'America, per cui per quell'epoca era una cosa molto eccezionale. Come è fatta? Allora, è un contenitore di legno molto ben costruito, all'interno ha 5 valvole che permettono il funzionamento delle 2 gambe d'onda che ha OM e onde corte, onde medie e onde corte, e sviluppa 2-3 watt di voce. Aveva bisogno di una grossa antenna esterna, di quelle fatte a rombo, con il filo intrecciato su una impalcatura per poter ricevere praticamente tutte le frequenze di quell'epoca. Mio nonno nel periodo del fascismo ci ascoltava Radio Londra, di nascosto, con la nonna che gli diceva abbassa il volume perché se ci sentono guai. Si rischiava. Si rischiava parecchio in quel periodo. Poi lo vedremo quando eventualmente parliamo degli anni 40 e quali erano le prerogative di quel periodo storico. Senta, su queste pareti ci sono delle tabelle che menzionano un certo Guglielmo Marconi, Aubrey Fessenden. Chi sono queste figure? La costruzione della radiofonia non avviene come per altre invenzioni tutto a un colpo, ma è un mattoncino messo sopra l'altro da vari personaggi che scoprono volta per volta e diffondono la loro informazione agli altri per costruire poi quella che è una cultura della comunicazione. Marconi ha avuto invece l'idea, o meglio ha avuto il passaggio di idea di riuscire a mettere insieme idee di più persone in maniera positiva, funzionale, ed è riuscito in quel modo, lui a casa del padre, a costruire un trasmettitore a idea sua e un ricevitore così come l'avevano già costruito altri. In questo modo è riuscito a trasmettere a distanza di 1 chilometro un segnale Morse S, che sono 3 punti praticamente,
riuscendo a farsi rispondere dall'altra parte dal suo maggiordomo con colpo di fucile. Questa è praticamente la nascita della prima comunicazione Wi-Fi, chiamiamola così, della storia. Allora, andiamo a vedere il primo blocco di radio. Si parte dalla telegrafia che lei ha citato all'inizio della sua introduzione. Quindi noi ci spostiamo, poi questi due signori andremo a conoscerli un po' più tardi, perché uno è Cavalier Bonomi, che di fatto è il proprietario di tutti questi pezzi importanti. La telegrafia, che cos'è? La telegrafia è una comunicazione di un messaggio in alta frequenza che viene interrotto tramite, o meglio, inviato tramite un tasto telegrafico. Non c'è sopra una modulazione del segnale, ma è la portante spedita o non spedita nell'etere. La spedizione avviene tramite il tasto telegrafico, quindi a quell'epoca non esistevano le valvole, esistevano dei motori elettrici in alternata che viaggiavano a 10, 12, 15.000 Hz, 15.000 giri al minuto, e sviluppavano una corrente alternata a quelle frequenze. Questa veniva inviata o non inviata all'antenna. Dall'altra parte, tramite dei ricevitori a galena come abbiamo qui in esposizione, veniva ricevuto, diciamo, lo scroscio della frequenza presente o non presente, e quindi tramite un messaggio codificato con codice Morse, che è la persona poi che ha inventato la serie punti e linee e le ha codificate a livello internazionale, il messaggio veniva trasmesso e ricevuto. Fin quando si sono usate questi tipi di strumenti? Allora, la telegrafia è stata utilizzata anche in guerra fino alla Seconda Guerra Mondiale. Io personalmente ho fatto il marconista sotto l'esercito e ho dovuto imparare il codice Morse, quindi anni 70. Non è ancora stato superato, se non per i momenti di crisi, se non dalle comunicazioni attuali a banda digitale, per cui possono essere criptografati in un certo modo, per cui non ascoltati dal nemico. Allora, io lascio per un attimo Roberto e vado da Gianni Carocci, Roberto Squalizza, Marco Urban, Carocci di Rigolato, Squalizza è di Tricesimo, Marco Urban di Mione di Ovaro e Renzo Pascoli di Muris di Ragogna. È un quartetto, 4 amici al bar, li battezziamo così perché non sono gli squali, visto che Luigino Squalizza causa un problema di salute che ha risolto, ma si sta riposando e si riprenderà. Però diciamo che vogliamo iniziare con un brano di Pacai per dirvi che la musica anche questa sera è protagonista dello scrigno, con 4 volti che hanno già lietato le nostre serate.
E questi sono i 4 amici al bar, ve li ricordo ancora: Gianni Carocci, Roberto Squalizza, Marco Urban e Renzo Pascoli. Questa è una realtà che fa parte di una realtà molto grande, che sono gli amici della Fisarmonica del Friuli Venezia Giulia, e approfittiamo dell'occasione per citare alcune delle uscite, anche questi sono segnali della ripartenza, ovvero sia il 18 giugno a Primulacco, la Festa dei Fiori, c'è una rassegna internazionale di fisarmoniche dalle 15 alle 19, e il 30 luglio a Premariacco c'è la prima rassegna internazionale Alpe Adria delle fisarmoniche presso il campo sportivo dalle ore 15 alle ore 24. Bene, noi adesso ci fermiamo, la prima frazione l'abbiamo esaurita, torniamo qui dopo la pubblicità. Ed eccoci con la seconda parte dello scrigno, ve lo ricordo, siamo nella Galleria d'Arte Galliussi, in municipio a Remanzacco. Questa è la culla di questa mostra delle radio targata l'ANLA, e sono con l'assessore alla cultura per il comune di Remanzacco. Giorgio Bevilacqua, buonasera. Buonasera Bevilacqua. Allora, questo è uno dei tanti modi per fare cultura. Probabilmente i più piccoli non sanno da dove arrivano, no? le radio e gli strumenti tanto all'avanguardia di oggi. Direi di sì, e infatti questo è lo scopo secondo me principale per cui abbiamo aderito con entusiasmo a questa richiesta di poter realizzare questa mostra di radiofonia, della storia della radiofonia. Diciamo così che è importante per i nostri concittadini riuscire a capire il viaggio trascorso appunto di questa radiofonia, per i più grandi ma anche per i più piccini, perché sono abituati a telefonare con il smartphone, sono sempre più tecnologici con il loro computer, però magari non sanno appunto da dove deriva tutto questo. E la cosa più importante secondo me è anche la comunicazione, un tema molto interessante, un tema molto di attualità, e pertanto abbiamo aderito a questa iniziativa per poter capire le origini di questa comunicazione. Ecco, senta, guardando queste radio, che lo ricordo sono veramente preziosi pezzi da museo, lei li ha visti? Così dobbiamo anche dire di che epoca lei, di che anno è? Io sono del 59, quindi 62 anni, e questi oggetti me li ricordo in casa dei nonni, me li ricordo anche in casa dei miei genitori, che per fortuna ho avuto la fortuna appunto di avere avuto una radio con il giradischi incorporato, vero? E adesso chissà che fine ha fatto, però vedendo questi oggetti senz'altro mi ha fatto piacere appunto ripercorrere i miei primi anni della mia vita. Ecco, lei ha parlato del giradischi, alla radio cosa ascoltavate in casa? Sicuramente tanta la musica che veniva riprodotta allora, vero? Per cui adesso neppure ricordo, però diciamo che si sentiva appunto la musica a tutto volume, più che si poteva, perché per fortuna eravamo in campagna e quindi non si disturbava nessuno, anzi questa teneva compagnia anche ai vicini. Ecco, senta, la radio dove era posizionata nella vostra casa? In cucina, in casa, era la casa quella. Quindi in cucina, che per fortuna era una cucina ampia e spaziosa, poteva, diciamo così, contenere anche questo oggetto che di solito è adesso nei soggiorni, nelle zone living. Ecco, lei parlava prima dell'importanza di spiegare alle nuove generazioni da dove arrivano questi mezzi, qual è stata la trasformazione. Questa è una mostra che è stata visitata anche dai più piccoli. La stiamo facendo visitare, stiamo organizzando appunto anche con le scuole locali delle visite guidate con delle classi ovviamente partendo dalle quinte, quindi con i ragazzi più alti, più grandini delle elementari, e con le classi delle medie. Faremo appunto dei percorsi guidati e con orari appunto a loro dedicati. E
Devo ringraziare appunto le professoresse e le maestre appunto delle scuole locali e anche appunto la dirigente scolastica che ha aderito appunto a questo nostro invito di poter far partecipare questi ragazzi, questi bambini. Senta, Assessore, che estate sarà dal punto di vista culturale per Remanzacco? Veniamo da un periodo piuttosto difficile e complicato. Non abbiamo fatto grandi cose, l'anno scorso siamo riusciti a fare soltanto delle proiezioni del cinema all'aperto, quest'anno le riproporremo anche delle serate musicali con balli. Questo non tanto perché può essere, diciamo così, un fatto culturale particolare, ma senz'altro è un motivo di aggregazione che la gente ha purtroppo in questi ultimi tempi perso e vogliamo essere motivo appunto di riprendere appunto queste iniziative. Senta, adesso c'è la televisione con gli schermi che qualche volta sono più grandi delle facciate delle nostre case, ma la radio probabilmente in tempo di lockdown, in piena pandemia, ha aiutato soprattutto le persone che sono sole a essere meno sole? Io credo di sì, infatti la radio viene ascoltata, non c'è soltanto la televisione ma c'è anche tanta radio e vedo che ci sono anche diversi programmi radiofonici che sono di una certa cultura, che sono interessanti appunto e non c'è soltanto diciamo così, soltanto la musica che generalmente possiamo ascoltare con abbastanza relax, ma ci sono anche diciamo così, programmi piuttosto interessanti e piuttosto importanti. Allora, grazie all'assessore alla cultura del comune di Remanzacco, noi siamo pronti per offrirvi un altro brano dei nostri... Adesso però, adesso a questo punto, che cosa è successo, Codermaz? Sorrida che non è successo niente di grave. Vorrei sapere cosa è successo. Perché questo aggeggio ha parlato? Ha parlato quell'aggeggio perché avrebbe dovuto trasmettere il messaggio del Titanic, cosa che non è successa perché si è rifiutato di farlo. Quindi ci riproviamo? Dopo. Si era già scompensato Codermaz perché ha parlato e l'ho visto subito che ha detto ma che cosa sta succedendo, quindi noi adesso ci giriamo, andiamo da... Volevo farle notare su questo banco due cose, la prima fotografia a sinistra è la stazione base del Titanic, così come è stata ricostruita sull'Olimpia che è poi il suo gemello. Il messaggio sotto è il messaggio ricevuto a Cape Race dell'allarme SOS del Titanic e tutto questo era stato possibile proprio con la telegrafia. La radio che vedete qui è degli anni 20, fatta in ferro, molto pesante, da trasportare su mezzi con ruote ancora piene, su strade dissestate. Vedremo poi che la tecnologia cambia in legno perché non c'è più bisogno di avere quel tipo di robustezza nelle strutture. E io vado da questa parte, prima della voce che ci ha attirato la nostra attenzione, e quindi adesso cosa sentiamo? È un bel valzer dal Pastor. Il valzer dal Pastor. Di Pacai. Sempre di Pacai.
Molto bene, grazie agli amici, questi 4 amici al bar, anche se non siamo al bar, è arrivato il parroco di Remanzacco. Io volevo andare da questo signore e vedere se è cambiata la sua tonalità. Sì, Buonasera. un po' schiarita, la verità. Sì, un po' schiarita. Più sopraneggiante, più sopraneggiante. Caro, no, si può adesso con la radio, no? Con la voce del padrone, ai tempi, se potessi avere 1000 lire al mese, per dare un po' così. Senti, quante radio hai a casa? Io ne ho due, però ne ho una su Incarnia come quella là, del 55 mi pare che sia, con le valvoline. Funziona? No, però la tengo messo per la mobile, la tengo sì, ma sì. L'uomo, capisci Bassi? Tu dovresti... Bassi, beh, conosci Bassi sono io, ma certo, con Bassi. È un volto... Ormai, sì. Dove andiamo adesso, secondo te? Adesso pubblicità. No, non ancora. Devo andare dal sacerdote. Ah, pardon. E quindi, dal reverendo. Devo andare dal reverendo. Padre, venga, così facciamo tutto da queste parti. Il parroco di Remanzacco, che ringrazio per la sua presenza. Buonasera. La saluto in maniera pace e bene, no? Lo dicono i frati, ma possiamo... Vuol dire anche se l'ho dato Gesù Cristo, che è così bello, no? Sempre e comunque, caro. Certo. Senta, intanto da quant'è che è parroco qui a Remanzacco? Allora, io sono entrato il 16 settembre 2007, quindi quest'anno sono 15 anni che sono parroco qui. Lei conosce molto bene la sua comunità. E non si conosce mai in maniera approfondita la propria comunità, però insomma... La conosco abbastanza, ecco, questo credo sia l'atteggiamento più giusto. Le sue origini dove portano? Io sono di Palmanova, sono nato a Palmanova, circa 71 anni fa. Senta, e a casa sua la radio dove si ascoltava? Allora io sono figlio di contadini ed era nella cucina, una bella radio, queste dimensioni aveva la radio, e si ascoltavano giornali radio, si ascoltavano, io poi sono tifoso di una, che non rivelo, di una grossa squadra di calcio di Serie A e quindi sentivamo minuto per minuto, poi ci sentivano un'altra trasmissione che a me piaceva, Ascolta si fa sera, vi parla padre Virginio Rotondi e prima ancora padre Mariano. Poi c'erano altre trasmissioni, musica classica, le canzoni che io non chiamo canzonette, no? Quindi non so, le canzoni di Gaber, le canzoni di De André, ecco, tutta questa musica che a me poi piaceva ed era veicolo di divertimento ma anche di pensiero per la mia adolescenza. Don, rimanga qui con me perché la terza parte la riapriamo con lei, andiamo in pubblicità. Terza parte dello scrigno, sono ancora con Don Giovanni Gabassi, il parroco di Remanzacco, che è il buon pastore di questa comunità ormai dal 2007. Dicevo prima con un altro ospite il ruolo in questo momento di pandemia della radio, che è quasi stata un componente aggiunto di famiglie magari piccoline, magari con una sola persona in casa. Ecco, io credo che è davvero uno strumento di accompagnamento e di compagnia. Io so che parecchie persone anziane lo seguono, no? Ci sono delle celebrazioni, ricordo Radio Spazio, Radio Mortagliano, no? Che accompagnavano le liturgie, eccetera, quindi Don Adriano Piticco, insomma, fondatore di Radio Mortagliano, che hanno accompagnato, anche mia mamma li ascoltava con tanta attenzione, no? Il rosario, poi le celebrazioni che si facevano, e quindi credo la compagnia e l'accompagnamento, che sono secondo me due valori importanti. Senta, nelle settimane scorse lei ha accompagnato tanti ragazzini, 44 alle prime comunioni. Come si spiega questo attrezzo che di fatto veramente fa parte del passato? Allora io faccio così perché a me piace essere autobiografico
quando devo insegnare qualcosa, perché noi dobbiamo imparare, sentivo prima i messaggi del Titanic, i sentimenti, le celebrazioni, le buone parole, le belle e le buone notizie. In un mondo in cui la propaganda, la cattiveria, no? Stravolge la realtà, noi dobbiamo conoscere come sono le cose per adeguare i nostri comportamenti. Quindi dico, è uno strumento importante per aiutare a sviluppare la nostra memoria e a coltivare la nostra intelligenza. Don Gabassi, i mezzi di informazione, attraverso anche le radio, ultimamente hanno dato soprattutto notizie cattive con i tanti lutti dovuti al Covid. Questo è vero, però io credo che dobbiamo imparare a selezionare. Anch'io la mattina, attraverso la televisione, la radio che seguo per capire, cerco di selezionare, di trovare la notizia, poi sarà la mia coscienza, il mio atteggiamento a dare la giusta connotazione alle notizie, senza lasciarmi fuorviare dalla propaganda, che quella stravolge la verità. E la verità è la prima cosa necessaria per rispettare gli uomini e la vita degli uomini. Che belle parole e che bei pensieri. Senta, a proposito di fedeltà, di cui parlava poco fa, abbiamo sentito prima il segretario dell'ANLA manifestare il suo amore, il suo affetto rispetto a tutto quello che queste quasi 50 radio che abbiamo qui. Sono passioni assolutamente da difendere e da coltivare, no? Certo. Io credo che, e qui scusate, il buon Dio ci ha dato l'intelligenza. È l'uomo che ha creato questi strumenti e quindi usare bene degli strumenti e adoperare l'intelligenza per rendere un mondo più umano, più fraterno, più inclusivo, più solidale. E questo è il modo di costruire la pace. Don, grazie per le sue parole, sono felice che lei sia intervenuta in questa trasmissione. Un po' di fatica, ma sono arrivato, va bene. Grazie e a presto. E buon lavoro, buon lavoro. Grazie, grazie. E io vado da questa parte perché voglio farvi sentire ancora un brano dei nostri 4 amici al bar. Prego, può accomodarsi Don. Quindi vediamo che cosa ci fate sentire. Per fare cantare lui, facciamo la canzone del mio paese, no? No, Lago Frestio questa volta. Quando fui da Pida Clevo. Che vuol dire? Quando siamo a basso della riva per andare a Givigliana, in pratica il moroso aveva perso l'amorosa, ha fatto la canzone, era rimasto deluso. E allora sentiamo. Okay. Quando
Benissimo. Ma senti, quant'è che coltivi questa passione per il canto e per... Beh, diciamo, sarà un 30 anni, nel lontano 92, quando sono entrato nel Giviano, nel coro di Giviano, come tenore secondo. Poi le cose sono un po' sviluppate con qualche bicchierino di rosso ogni tanto che aiuta a, come si dice, a corroborare le corde vocali. Corroborare. Avete sentito la R? Corroborare. Fammi la risata. Grazie, caro. È sempre un piacere. Ma me ne sono, è reciproco, caro. Ma senti, ma questa voce sul pianeta femminile... Beh, diciamo che fa un certo effetto, eh. Sì, anche se diciamo, l'aspetto fisico non ha delle lacune, però diciamo che la voce aiuta. Cioè, tu mi dici che compensa? Sì, direi che bravo, compensa. Dimmi scusa. Faccia fare una risata. Gliel'ho fatta fare prima, ma guarda, ci sono due signore che hai già uno sguardo, la voce le ha già come una calamita. Camagliato, mai provocato, come diceva Alberto Sordi, mai provocato. Sono già estasiate. Le vedi So che non ne me l'ho preso paura, no? Non vorrei che magari... Spero, Speri proprio di no. Allora, abbiamo 4 minuti, quindi facciamo ancora un brano, tipo... La Cesarina. La Cesarina. Qua non c'è la voce. No, qua non c'è la voce, solo la fisarmonica. Andiamo con la Cesarina. Si astiene. Molto bene, noi adesso ci fermiamo con qualche istante d'anticipo perché abbiamo ospiti che sono arrivati e che abbiamo piacere di incontrare e far partecipare a questa puntata dello Scrigno dedicata alla storia della radio che, sullo stimolo che è arrivato con questa mostra allestita a Remanzacco. Quarta parte dello Scrigno sono con Katia Poiana e sua figlia che si chiama? Trudu Marica. Trudu Marica. Siete di Remanzacco? Sì. Senta, noi abbiamo mostrato assieme al buon Codermaz alcune radio. Di queste lei ne ha qualcosa di similare a casa? Sì, ne ho una simile a quella alla via e poi una col giradischi, che era di mia nonna. Come si chiamava sua nonna? Taddeo Guglielmina. Che era qua di Remanzacco. Sì. Non funzionano più? No, funziona benissimo, tutte e due.
La qualità del suono è buona? Cominciano a dare un pochino le casse, ma abbastanza. Quanti anni ha sua figlia? 13. Come si spiega questo mondo che fa parte ormai del trapassato remoto? È molto lontano. Da adesso, io li ho passati quegli anni, per cui è molto cambiato. Era meglio... Quando si dice si stava meglio quando si stava peggio? Sì, abbastanza. Vedendo adesso i giovani d'oggi, sì. Dove ascolti musica? Di solito lo ascolto sul telefono grazie a un'applicazione, però se devo cambiare un po' dipende dalle canzoni che ascolto sinceramente, perché ogni tanto quando voglio trovare delle nuove canzoni le ascolto sulla radio. Senti, e il tuo cantante di riferimento chi è? Fabio Fibra è un titolo di canzone che mi piace tanto. Tipo la canzone che ti piace di più? Bugiardo. Lei si immagina mamma, e poi mi piace questa mano nella mano con la figlia. Siete sempre così? È l'unica figlia che ha? No, un maschietto più piccolo. Ma il rapporto... come scusa? Peccato. Peccato perché lei vorrebbe essere figlia unica. Sì. Succede. Piuttosto di essere torturata Piuttosto? da lui, preferisco essere figlia unica. Non ho capito. Piuttosto di essere torturata da lui, preferirei essere figlia unica. Come ti tortura tuo fratello? Dipende. Gli fai dispetti. Quanti anni ha? Credo 12 anni con quest'anno. Quest'anno, sì sì, ha già messo l'IVA, 12 più IVA, quindi è veramente tremendo. Come si chiama tuo fratello? Ryan? Che salutiamo con tanto affetto, no? Sì. Alla fine, vedi, ci eravamo tanto amati, vede, quindi. E quindi qualche volta le capiterà di dire a sua figlia, metti giù quel telefono, Sì, abbastanza spesso. usi un po' troppo quel cellulare, come tanti della tua età. Sì, in effetti tanto. Senti, prova a intonarmi la canzone di Fabri Fibra. Sinceramente senza ritmo non credo di esserne capace. Prova, non c'è problema, tanto se viene, se no pazienza. Se vuoi possono darti una mano con la chitarra i 4 amici al bar, ma non credo che sia... Sinceramente, a parer mio quella è chitarra elettrica. Perché a parer mio è chitarra elettrica, perché per mamma e papà non so, perché... Come si chiama tuo padre? Stefano, Che salutiamo, no? Vai più d'accordo con la mamma o col papà? con la mamma. Ah, sarà contento il papà. Il tremendo più piccolo va più d'accordo col papà? E quindi alla fine si compensa, no? Ma di solito la femmina va d'accordo col papà. Vabbè, può capitare che... Grazie. Prego. Dove vai a scuola? Non lo so sinceramente, vengo qui vicino. Dove vai a scuola? Adesso? Alle medie. Sì. Però più in là non sai ancora. No, sinceramente non so cosa farò quando sarò grande. La DJ? No, No, la costruttrice di radio neanche. no, sono una più sul disegno. Quindi artisti, col sello, chissà. Sto seguendo l'orma dei miei genitori. Cosa fanno? Loro avevano fatto tipo l'artistico, mi sembra. Tutti e due. Il sello. Guarda, non ci conosciamo, ma non so, sentivo questa... ho detto sello. Caro Codermaz, come sta? Bene. Non suda più. Nell'avvio di trasmissione sembrava un primario durante un trapianto di cuore, grondava prima. Era emozionato. Senti, cosa abbiamo su questo? No, su quel tavolo. Dobbiamo partire da là. Sì, allora, abbiamo visto la telegrafia, parliamo un attimo di Fussenden, che praticamente è stata la persona che è riuscita sulla portante telegrafica, che invece di essere impulsata diveniva continua, a creare la modulazione di ampiezza, quindi mettere la voce sulla portante. Questo capita già nel 1900, ma in effetti nel 1906 lui riesce a fare a largo della costa del Massachusetts una comunicazione a piccolo raggio di 50 km con i piroscafi che sono al largo. Quella è effettivamente la prima comunicazione radio reale. Lui poi si disinteressa di queste cose, inventa altre cose, quindi passa al suo progetto successivo. Ha fatto il sonar, ha fatto l'ecoscandaglio, ha fatto il microfilm, ha fatto tante invenzioni, ma non questa. Marconi invece ha recuperato le informazioni ricevute da Fussenden e le ha sviluppate realmente. Infatti è lui che nel 1920, finita la guerra,
la prima guerra mondiale, riesce dall'Inghilterra, dove era emigrato perché in Italia non gli davano fondi, a emettere la prima volta un segnale che è stato capace di inviare e che ha raggiunto praticamente tutto il mondo, quindi quello che si chiama oggi broadcasting. Qui c'è effettivamente il primo collegamento mondiale della storia della radio. Quelle radio sono degli anni 20, sono ancora strutturalmente robuste, costruite in maniera, diciamo così, massiccia, tanto da capire, l'altoparlante sulla sinistra è fatto con la struttura in ghisa, proprio per mantenere la struttura rigida rispetto a un altoparlante che era mobile. Andiamo sull'altro tavolo. Invece vediamo gli anni 30, cioè praticamente finito il periodo di sperimentazione della radio, negli anni 30 ha il massimo sviluppo. Qui in particolare si possono vedere delle radio della Philips prodotte in Olanda o in Italia nel primo tavolo, e quella in mezzo è una stupenda radio Marelli d'epoca, è del 34, si chiama Vertumno. È un'opera d'arte per quegli anni, cioè avere una radio in casa voleva dire spendere 3 stipendi. 3 stipendi però avevano anche la necessità di essere visibili entrando in casa, quindi in sala da pranzo si usava un oggetto che fosse anche una bellezza da vedere. Ecco, quindi di fatto è una radio che arreda. Era una radio che arredava. Era una radio che arredava. Si possono notare fra queste radio e quelle che vedremo della seconda parte degli anni 30 che queste continuano a mantenere quasi sempre la lettura delle frequenze sulle scale. Dagli anni 35 in poi invece vedremo che ci sono proprio le stazioni codificate, indicate sulle scale graduate. Quindi un'evoluzione anche di regolamentazione, per cui a ogni singolo emittente veniva assegnata una frequenza a livello internazionale e quella era la frequenza su cui lo si agganciava. Allora, io direi che i nostri amici possono venire da questa parte se si avvicinano così a favore di telecamera, e possiamo andare ancora con un brano che sarà quale? Vediamo chi è che... Venite da questa parte così vi riusciamo a inquadrare. Ci fate sentire che cosa? Delle Steyr. Mix di Steyr. Un mix di Steyr. La telecamera è là, quindi...
Molto bene, noi chiudiamo qui questa quarta parte, l'abbiamo chiusa in maniera dirompente dal punto di vista musicale, noi torniamo qui con la quinta parte dello Scrigno tra poco. Quinta parte dello Scrigno, sono con Nevio Colaetta, il presidente per la provincia di Udine dell'Arla. Allora, intanto complimenti per questa iniziativa che credo piaccia a grandi e più piccoli. Grazie. Le chiedo di illustrarci un po' che cosa troviamo su questo tavolo, qua siamo nel 1950. Sì, più o meno nel 1950, anzi dal 39 al 50, sono le radio più moderne che erano all'epoca, quando praticamente avevano la facoltà di redimere tutte quante le cose che potevano fare. Io posso dire solo una cosa, a me piace l'ultima perché è proprio quella che mi ha ricordato quando io ero giovane, perché mia madre aveva, sì, mio padre avevano quello, e questi qua invece li ho visti soltanto qui, per la prima volta visto dal nostro amico Bonomi, e di conseguenza possiamo vedere la prerogativa. Ecco. Una delle cose più chiare, più moderne, sono queste qua, una, due, sono la Visa e questa qui è la Kennedy, il Kennedy che sono Vega e Kennedy. Vega e Kennedy sono nomi abbastanza conosciuti negli anni 60. Erano abbastanza a Milano soprattutto, erano praticamente conosciuti da tutti. Senta, ma la differenza, cioè, c'è l'estetica? L'estetica è soltanto una, cioè questa qui è la radiografia, qui comincia da piccolo, da quando era piccolo, poi piano piano crescendo fino a quando arriva praticamente a questo che è uno dei più moderni, e poi arrivando a quello con la conoscenza di avere la sicurezza di avere la musica normale, la musica quasi da noi, insomma. Ecco. Negli anni 60 era proprio la novità di avere quella. Senta, a casa sua chi decideva la stazione? Mia madre, perché purtroppo noi eravamo tutti a lavorare, io ero piccolo, ma comunque mia madre lo sentiva. Quanti eravate in casa? In 3. No, 4 dopo, perché è arrivata anche mia sorella un po' più tardi. Sì. Lei è di? Io sono di Udine. E quindi il programma più ascoltato qual era ai tempi? Adesso deve scusare, ma io ho avuto una piccola... Non importa. Quindi voglio dire, comunque l'utilizzatrice principale era la mamma. Sì, la mamma che gli sentiva la musica, aveva tutto, poi gli piaceva sentire le musiche normali, quelle che suonavano all'epoca e che erano molto ben programmate, diciamo così, da tutti, e ovviamente io personalmente amavo solo uno, che era la Nilla Pizzi, che è un pochino più adulta rispetto a questo, insomma, ecco. Un altro tavolo, un altro pezzo di storia, siamo col Cavaliere Mario Bonomi, che è il collezionista che di fatto detiene tutti questi pezzi, sono più di 50. Sì, qui c'è già una certa evoluzione nella costruzione del mobile. Siamo partiti da legno massiccio, per arrivare misto legno con plastica, con bachilite, e siamo già, diciamo, verso il modernismo. Sono costruzioni pregevoli per l'epoca. L'ultima, laggiù per esempio, costruttivamente ha delle innovazioni. In quella ghiera centrale c'è la ricerca delle stazioni e c'è addirittura dietro il suo altoparlante. Quindi cose, diciamo, rare. E qui si arriva, voi vedete lì che ci sono 3 tascabili, dico io, che comincia a arrivare il transistor. Noi cominciamo negli anni 50, 55, 50, fino al 60. A Trieste c'erano gli americani,
i quali con le truppe portavano qua dall'America un sacco di radioline che poi le trovavamo così sui banchi anche non solo di amatori, ma anche così proprio perché la novità di poter mettere in tasca una radiolina e sentirmi la cronaca del pallone, Gino Emeri, eccetera, no? Ecco, quindi qui non c'è altro da dire. Senta Bonomi, oggi le vediamo esposte in questa mostra, ma lei dove tiene tutte queste radio? Bravo. Dove le tengo? Le tengo purtroppo, fino abitavo a Udine, avevo una taverna e le avevo in esposizione solo per me. Trasferendomi ho un problema, e il problema è un sottotetto, sì, una soffitta. Quindi per trasportarle qui ha dovuto qualcuno farsi i muscoli. Su e giù. Su e giù. E adesso tornerà a portarli su Roberto, no? Che valore hanno? Ma non ho un'idea. Non ho un'idea perché come chi raccoglie francobolli, se lei li va a comprare costano l'ira di Dio, se li va a vendere nessuno le dà niente. Quindi lei questi pezzi non è disposto a venderli? No, questi se mi devo spossessare vanno regalati. Ecco, senta, c'è un pezzo di questi 50 al quale lei è particolarmente legato? Beh, potrebbe essere il primo di là, quello sul banco del giradischi, perché quella radio, e non è escluso che sia proprio quella, era quella di casa mia. Non riesco a identificarla esattamente perché io ero ancora ragazzo. Correva l'anno? Correva l'anno 45. Lei ha memoria dei bombardamenti? Io orbo. E la radio li ha raccontati i bombardamenti? La radio ce li ha raccontati attraverso il famoso colonnello inglese che ci trasmetteva qua. Domani il tempo sarà brutto, o notizie del genere, no? Sempre segrete, segretissime, nascoste. Ricordo il papà che ascoltava questi messaggi che servivano, forse tutti sapete, no? Le vicissitudini di allora. Al buio assoluto perché Pippo buttava giù le bombette, no? Quando vedeva le luci accese delle case, passava questo che poi non so che scopo avesse, vabbè. Comunque un certo ricordo ce l'ho. Era uno strumento che faceva compagnia? Altro per quello che si poteva, come dico, per quello che si poteva ascoltare. E comunque sì, c'erano già delle trasmissioni di canzoni, Beniamino Gigli mi pare, c'era allora, famoso, e lo stesso del Monaco. Quanti anni ha lei oggi? Io sono del 36. Come si fa a rimanere così arzilli anche dal punto di vista intellettuale? Padre Eterno. È lui che fa tutto. È lui che fa tutto, cosa vuole. Se potessimo gestirci sarebbe troppo bello. Senta, prima abbiamo sentito anche il parroco di Eremanzacco. La messa si sentiva alla radio? Per chi magari non poteva andare in chiesa? No, ricordo che mi pare che non la trasmettessero mai. Almeno non ricordo, questo no. No. No, penso assolutamente, perché se andiamo negli anni più moderni, poi c'è stato un periodo che la messa non era valida, non era valida, prendere la messa attraverso la radio,
So che c'è stata una polemica. Senta, il fatto che le sue radio siano qui vuol dire che lei vuole condividere un bene di suo possesso, ma è un po' geloso? Beh, no. Perché? Non ho gelosia. Cioè, queste, specialmente quelli di là, mi mandano a dei ricordi, mi mandano ovviamente alle nostalgie di gioventù, mi mandano, sì, ma non è gelosia. No? Dove li ha trovati questi pezzi? Un po' dappertutto, un po' nei mercatini, qualcuno mi è arrivato da qualche soffitta privata, qualcuno che dice, sai, ah sì, anch'io ho una radio, là deve essere sepolta in mezzo alla polvere. E dopo c'erano, almeno adesso è da un po' di anni che non, specialmente dopo il Covid, non frequento più, ma c'erano delle fiere specialistiche, per esempio a Mantova, Montichiari, e allora la domenica Faceva il giro. caricavo la moglie, la quale a un certo momento basta. Era un po' rotta. Molto. Allora, grazie Cavalier Bonomi, noi adesso ci fermiamo, chiudiamo qui questa quinta parte, poi abbiamo ancora 2 tavoli da mostrarvi, però prima vorrei fare 2 parole con i vertici della Fanfara di Orzano. Sesta parte dello scrigno, ci ha raggiunto il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz. L'amministrazione comunale, intanto buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. L'amministrazione come saluta questa iniziativa, che è comunque un'iniziativa di tipo storico-culturale? L'amministrazione saluta con un immenso piacere questa bellissima mostra. Penso avrà anticipato prima il segretario, il dottor Roberto, che dovevamo fare ancora nel lontano 2019, finalmente adesso abbiamo avuto la possibilità di aprire la nostra galleria per questa fantastica mostra. È una mostra molto particolare, è la prima mostra di questo genere, no? Nella nostra regione. Fra l'altro il dottor Roberto vi ha anche anticipato che ci sono state richieste anche da altri comuni. Remanzacco ama le cose particolari. No? Quindi parliamo di radio, quando parliamo di radio parliamo di comunicazione, parliamo di promozione del territorio, ma parliamo soprattutto di musica. E appunto qui con me, Daniele, ci sono, come hai detto prima, no? Ci sono qua i rappresentanti delle nostre 2 bande, la nuova banda di Orzano e la banda titolare di Orzano, nonché banda alpina. Quindi Remanzacco, territorio di musica che bene si sposa con le nostre radio. Abbiamo anche altre 2 scuole di musica, Musica Mia e Arte Gioia, per cui vedi, noi veramente balliamo, no? E giriamo nel vortice delle note. Ecco, questa mostra qua per noi ha anche un valore aggiunto, nel senso che la prossima settimana i ragazzi delle nostre scuole verranno in visita alla mostra, perché nessuno dei nostri ragazzi ha mai visto questi apparecchi, per cui sarà veramente un qualcosa per loro di nuovo, una scoperta. In questo momento in cui comunichiamo, no? Solo con telefonino, guardiamo tutto sul telefonino, sentiamo musica sul telefonino, vedere come dagli anni 20 in poi i nostri cittadini, i nostri connazionali sentivano, godevano della bellezza della musica, ma anche dell'informazione, delle notizie, anche delle brutte notizie purtroppo. Nella presentazione che abbiamo fatto il 14 maggio, io con i miei ricordi sono andata a queste radioline qua, no? Perché queste radioline erano quelle che ti portavi con te, la radiolina portatile, tu andavi in spiaggia, andavi in montagna, andavi con i tuoi parenti e questo diventava un momento in cui tutto il gruppo si riuniva davanti a queste radioline, per cui era un attimo andare appunto a questi bellissimi ricordi. Tutto questo per dire cosa? Per dire che finalmente possiamo di nuovo ritrovarci e fare quella comunità, costruire quei rapporti che stanno alla base del vivere comune. Sindaco, mi presenti tu questi 2 signori? Allora, inizio da Elvio Galasso.
banda titolare di Orzano, è il mazziere anche della banda alpina che ha aperto la sfilata di Rimini. Dopo abbiamo Sando Flebus, che è il maestro, il secondo maestro della banda, della nuova banda di Orzano. Ecco, un'altra cosa particolare, queste due bande, insomma 2 bande della stessa frazione, no? Una cosa un po' inusuale, però quest'anno è stato un momento molto bello, un momento molto particolare in cui la banda titolare di Orzano è stata insignita del premio Operosità e la nuova banda di Orzano ha fatto un concerto in suo onore, per cui bellissimo, la musica accomuna tutti. Galasso, quindi sindaco ha già scansato, non ci sono rivalità fra la vostra realtà e quella della nuova banda? No, no, assolutamente. Com'è stato aprire la Dunata di Rimini? Beh, è stato emozionante e è stato anche un motivo di orgoglio, perché per la prima volta hanno chiamato una banda non militare a fare la cerimonia, a partecipare alla cerimonia dell'inaugurazione ufficiale della Dunata. E infatti quest'anno per la prima volta siamo scesi il giovedì alla Dunata. È stato un vero piacere per noi presenziare davanti a tutte le autorità, sia civili della città di Rimini, sia a tutte le autorità militari e poi a tutto il consesso della nazionale. Ecco, al netto della pandemia che ha rotto abbastanza, voi vi trovate quante volte alla settimana? Sì, noi ci troviamo ogni mercoledì a Prove qui a Remanzacco. La pandemia sicuramente ha segnato molto tutte le bande, ma tutte le attività di volontariato, quindi tutti abbiamo patito un po' questa mancanza di aggregazione e stiamo cercando di venirne fuori piano piano per riprendere, rifare un po' l'insieme e quindi essere pronti di nuovo. Sicuramente ha inciso molto. Quanti siete? Noi siamo una 50. Più maschi o più femmine? Non siamo ancora gender, come si dice, quality, sono più maschi, sì. Allora, vado da questo signore che invece rappresenta la nuova banda, nuova da quanto? Nuova è stata fondata nel 1948, per cui ormai l'anno prossimo festeggeremo 75 anni. Prima fino al 1990 è stata diretta, prima fondata anche dal maestro Giacomo Pontoni, e dal 90 la direzione artistica è affidata al maestro Nevio Lestuzzi. Qual è il vostro repertorio? Il repertorio è del più vario, dalle marcette, dipende dalle occasioni. Se andiamo a suonare cerimonie religiose, si suonano marce religiose, cerimonie militari e civili, si fanno tutte queste lì, e dopo nei concerti dai più svariati, dalla musica classica fino anche alla musica moderna, nel limite del possibile con l'organico che abbiamo. Ecco, a proposito di organico, e poi chiudiamo, abbiamo ancora 2 tavoli di radio da mostrarvi e poi chiuderemo in musica. A proposito di organico, è facile trovare nuove leve? Come diceva l'amico lì della banda titolare, la pandemia questi 2 anni in pratica ha disintegrato, scusate il termine, tutte le varie scuole degli allievi, perché si sono chiusi in casa forzatamente e i telefonini non è che aiutano, cioè, adesso è tutto da ricostruire pian piano collaborando con le scuole, dobbiamo lavorare molto per tornare a ricucire tutto questo tessuto lì, ma siamo fiduciosi. Insomma, diciamo che questa maledetta pandemia ha soffocato dei germogli che adesso bisogna ritornare a ravvivare. Ravvivare, bisogna coltivare con tanta difficoltà, ma noi che siamo anziani, almeno io ho molta fiducia nei giovani. Grazie allora al rappresentante della nuova banda di Orzano. Noi adesso ci fermiamo, ci spostiamo di qualche metro, abbiamo ancora 2 tavoli di radio da commentare e poi chiudiamo in musica. Ci siamo spostati ancora di qualche metro. Codermaz, qui cosa troviamo in questi 3 pezzi? Apparecchiature degli anni 40. Notiamo un'apparecchiatura della Telefunken molto sobria, molto semplice, però con un giradischi Ilesa italiano che era di qualità mondiale in quell'epoca. Oltre ad avere il normale utilizzo del braccetto, aveva anche il sollevatore manuale del braccetto per non dover rigare il disco, quindi eccezionale come qualità. Però come estetica seguiva l'estetica del periodo neonazista, in cui l'estetica doveva essere semplice, francescana quasi, mentre le italiane della stessa epoca, vediamo una Caris qui vicino, avevano dell'estetica a livello di visualizzazione dello schermo che erano favolose per l'epoca. Fra l'altro 3 bande di frequenza sulla stessa radio.
siamo in un'epoca in cui comunque, primi anni 40, mancavano materiali, quasi tutto legno, e quindi l'arte era più povera degli anni precedenti. Passiamo da questo invece a quelle che sono delle chicche, sono delle radio portatili. Ora, dall'inizio della storia della radiofonia, l'uomo ha sempre voluto portarsi dietro la radio da quando ha potuto. Chiaro che il collegamento che praticamente potevano fare con una radio grossa così e portandosi dietro delle batterie enormi era assurdo. Quando le batterie o le valvole, e come possiamo vedere su una radiolina qui vicino, le valvole hanno cominciato a essere effettivamente molto molto piccole, no? A questo punto hanno potuto integrare nelle radio dei collegamenti, dei circuiti molto basilari. Andavano con una batteria 1,5 volt per alimentare i filamenti, perché le valvole vanno scaldate, e con quella batteria che abbiamo in esposizione da 67,5 volt, che è una rarità perché non si trovano più in commercio, serviva per farla funzionare realmente. Tutte queste hanno quella tecnica, con la disposizione delle valvole all'interno leggermente diversa, ma sostanzialmente sono uguali. Voglio far notare che si passa qui dall'inizio del tavolo a una Motorola con struttura metallica e quindi ancora costruita in base a dei dettami di costruzione rigidi, robusti, eccetera, a delle radio molto più esteticamente leggere, plastiche. Faccio notare, insieme alle altre, due particolari. Quella centrale giapponese, che è del 55, ma come estetica sembra un'estetica degli anni 70. Rispetto alle quelle vicine che sono coeve della stessa stagione, mentre l'ultima in fondo, con la custodia ancora da trasporto originale, è del 50, e quindi estetiche in Italia di produzione radio portatili, piccole, belle e maneggevoli. Codermaz, grazie per questa narrazione, per questa spiegazione di questi 50 pezzi da museo, e quindi questa è la mostra che vi abbiamo raccontato in questa puntata dello Scrigno. Grazie ovviamente all'amministrazione comunale di Remanzacco per la consueta ospitalità. Noi adesso chiudiamo con queste 4 meraviglie, con una meraviglia che è la Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo, andiamo. Però vorrei un ritornello con la voce squillante di quest'uomo, perché c'era la sindaca che era rapita dalla tua voce. Abbiamo già avuto esperienze musicali. Avete avuto? Esperienze musicali. Con la sindaca. Sì, no, farei una chicca per finire. Buonasera, la buonasera. Ecco. Nos din la buonasera, nos din la buona notte.
Molto bene, Sindaco, vieni un attimo. Quindi... Mi avvicino là, così un tête a tête. Questo è un grande momento di televisione. Certo. Io Tornarin, com'è il canto? Tornarin domani sera. Prova a intonarmelo. Prendo la nota. Tornarin domani sera, lui adora Dio Signot. Zan zan. Zan finale ci vuole. Mi mancava, Sindaco, così, questo mi rapisce questo sorriso. Noi dobbiamo, perché vedi Bassi mi sta dicendo che non è tagliare ma è chiudere, perché ecco, non è bello il verbo tagliare. Torneremo a Remanzacco presto perché potremo fare una puntata dedicata alla la nuova banda di Orzano e la banda titolare, bellissimo, ci stiamo. Lei supporta, Sindaco? Come sempre ci siamo, perché tu sai, qui Telefriuli, insomma, apriamo le porte con questa trasmissione che è vista da tantissimi nostri corregionali, per cui è un grande piacere con noi collaborare e sentire sempre queste bellissime fisarmoniche, perché tu sai questa affinità col mondo della fisarmonica, con il folklore che ho, per cui in questi momenti molto difficili, no? Sentire anche queste note così belle ti mettono un po' di allegria, ti fanno un attimino, no? Portare il pensiero in lidi un po' diversi. Bene, con la benedizione del Sindaco di Remanzacco si chiude qui questa puntata dello Scrigno. Adesso beviamo un caffè, col golo di un caffè, signor Sindaco. Grazie al supporto tecnico del nostro Paolo Bassi. Ricordatevi di rimanere sempre sul canale 11 di Telefriuli, ovvero sia 2 volte il numero 1. Arrivederci e buonanotte.